Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere al Natale, ancora in diretta da studio. Buon mattino da Sammy Varin, le ultime notizie. I siti internet si sono aggiornati con la notizia da Mosca. Un'autobomba con 300 grammi di tritolo esplode a Mosca, ucciso un alto generale russo. Le autorità dicono sospetti su Kiev. Questa è l'apertura del sito del Corriere, che poi parla delle ritorsioni asimmetriche della guerra segreta tra Mosca e Kiev nelle retrovie, le tattiche degli apparati speciali ucraini. Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai paesi baltici, l'allarme dell'intelligence USA che contraddice Trump. Tutti gli ultimi report mostrano come Mosca non intenda fermarsi, ma la direttrice nazionale Gabar contrattacca, guerrafondai vogliono sabotare il presidente. Queste le ultimissime notizie. Siamo al momento del Qui Parlamento, ma poi non scappate perché abbiamo la musica indipendente con un artista che torna a trovarci da Napoli. Arriva Sabrina Russo. Subito però la parola a Centemero. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Ministro per l'informativa puntuale e documentata. Ci tengo solo a commentare prima di iniziare il mio intervento che a mio avviso il collega del PD, che è un amico, però si è sbagliato rispetto alla Commissione europea, che invece si è espressa in maniera favorevole rispetto all'operato del governo. Però oggi non stiamo discutendo semplicemente di una singola operazione finanziaria, ma di una questione più ampia: il ruolo dello Stato nel sistema bancario, il rapporto tra interesse pubblico e mercato e la tutela del risparmio, che la nostra Costituzione affida in modo esplicito alla Repubblica. Monte dei Paschi di Siena non è una banca qualunque. È stata negli anni un problema sistemico che rischiava di produrre effetti gravi non solo per i risparmiatori, ma per l'intero sistema finanziario nazionale. Lo Stato è intervenuto quando il mercato non era più in grado di farlo, evitando un dissesto che avrebbe avuto conseguenze ben più costose per i cittadini. Ma c'è un punto che va chiarito con forza: il successo dell'operazione MPS non è stato solo entrare nel capitale, ma soprattutto saperne uscire, e saperne uscire bene. La vera svolta non è stata soltanto la ricapitalizzazione precauzionale nel 2016, ma la vera svolta è di fatto stata l'aumento del capitale nel 2022, sottoscritto dal MEF in pari passo, come ricordava il Ministro, con il mercato, su richiesta della tanto famigerata Commissione europea. Lì lo Stato ha fatto una scelta chiara: non un intervento assistenziale, ma un investimento industriale. E i numeri parlano da soli. Il titolo MPS è passato da meno di 2 euro nel 2022 a oltre 8 euro nel 2025. Le dismissioni hanno generato circa 2,6 miliardi di euro di incassi. Non c'è stata alcuna svendita, e lo dicono i numeri. La procedura di ABB, Accelerated Book Building, è uno strumento standard internazionale che usano tutti i tesori del mondo per questo tipo di operazione. Il prezzo è stato a premio e non a sconto, e la cosa è inusitata, e la domanda superiore all'offerta. Questo testimonia che l'obiettivo del Tesoro è stato massimizzare l'incasso per lo Stato, per il pubblico quindi. In queste settimane il dibattito pubblico si è però acceso anche per la pubblicazione di alcune intercettazioni, che è un po' un vizio tutto italiano. Ma come ci ha insegnato Umberto Eco, tra il rumore e la notizia c'è una differenza sostanziale. Qui il rumore ha fatto audience, la notizia sta nei fatti. E consiglio a tutti per Natale di mettere sotto l'albero l'ultimo romanzo del grande Umberto Eco, Numero Zero, che è il suo 7° romanzo ed è molto molto interessante. Le autorità di vigilanza hanno escluso l'esistenza di un concerto
anche di una sinfonia, a dire il vero. Scusate la battuta. Il MEF non è oggetto di indagine e questo nei fatti. E andando a concludere, il caso MPS dimostra una cosa, che lo Stato può intervenire quando serve ed uscire senza distruggere valore, come invece è avvenuto in passato in molti salvataggi bancari. Questo è l'interesse pubblico. Grazie. Qui Parlamento. Tu catenivano suona che mi è passata tinta all'anima. Tu che hai vissuto con me tenendomi per mano, lo passerete per mezzo a ogni caruta. Tu che paura e tieni pure tu, e mi sa luce annanzi a chi sto scuro. Hai vissuto ogni successo mio come se fosse tuo, con che l'occhio che mi pare una creatura, ti porti in tuo cuore, non mi dice sempre, ma quando fai la mamma che tenga rita, ti porti in tuo cuore quando moro sola, con che l'occhio stanco e sente che stai a fianco a me, ti porti in tuo cuore, tu non sei spazzata ancora, sì che l'esempio che sta sempre là. Porti in tuo cuore scritto in coppa un biglietto che mi fai prima che te ne vai, che mi fa capire che sei stata qua. Che cado penso a te giorno, che cado tengo rintall'anima, lo asse che li ferite e può acconciarsi cose che non mi hai mai spiegato e mo ci stanno ancora, e che sento se non parli più, perché ti sacci come mo sei tu, sì che la bussola che guarda quando perda via, che l'impano che raccontano una storia, ti porta in tuo cuore, non mo dice sempre, ma quando fai la paura che tenga rinta, ti porta in tuo cuore quando moro sola, con chi l'occhio stanco e sente che sei fianco a me, ti porta in tuo cuore che non sei spezzata ancora, sì che l'esempio che sta sempre là, ti porta in tuo cuore scritto in colpa un biglietto che mi fai prima che te ne vai, che mi fa capire che sei stata qua. Ti porti in tuo cuore, non mi dice sempre, ma quando fai la comune che tenga rita, ti porti in tuo cuore quando moro sola, con chi l'occhio stanco e sente che stai a fianco a me, ti porti in tuo cuore che non sei spezzata ancora, sì che l'esempio che sta sempre là, ti porti in tuo cuore, ci si comprano biglietti che mi fai prima che te ne vai, che mi fa capire che sei stata là. Che mi fa capire che sei stata qua. L'abbiamo sempre detto, siamo la radio delle lingue, dei dialetti, l'Italia unita sì, ma all'interno delle differenze, anche quelle appunto dialettali di lingue che sono da sottolineare, che sono da proseguire, da trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, e questo purtroppo non sempre riesce ad avvenire, soprattutto in certe regioni del nord. Qui il milanese quasi non esiste. A Napoli il napoletano è una lingua, c'è poco da dire, e ci sono giovani che la portano avanti culturalmente ma anche musicalmente, come Sabrina Russo. Ciao! Buongiorno a tutti! Ciao Sammy, come stai? Va bene, che piacere ritrovarti. In Rosa, Rosa che ci sta guardando in radiovisione, signori, la Sabrina Russo tutta rosa con tante novità da raccontarci. Io, Sabrina, ogni volta che ti sento effettivamente mi porti o una laurea in più
o un disco nuovo, e questa volta addirittura 2 dischi nuovi, cioè questo inedito che abbiamo appena ascoltato e che ci annunci tu, perché io sono sicuro di sbagliarlo in lingua, e poi addirittura un mini album tutto strumentale jazzato. Ma partiamo dal titolo del pezzo, molto dolce, molto innamorato, e anche se non c'entra niente con il Natale, ma secondo me si addice in questo momento particolare. Dobbiamo tornare ad amare anche chi non abbiamo vicino, anche con il quale magari a volte si litiga, eccetera. Dobbiamo portare dentro il cuore, non portare più rancore, dico io, una tregua anche nel rancore. Sarebbe bellissimo averla. Mami Tacito, Sabrina Russo, parlaci di questo pezzo prima di tutto, che son curioso. Titolo, titolo, titolo. Allora, titolo Te port din du cor, che tradotto è Ti porto nel cuore. Ovviamente sempre riprendendo da quelli che sono i detti napoletani, e ho cercato quello lì che insomma non è più tanto in uso qui nella mia città, nel mio paese, e io ho voluto ridare una storia. Solitamente si parla sempre dell'amore, quello che noi conosciamo tutti, che è per un fidanzato, per una fidanzata, per un amico, ma si parla troppo poco dell'amore, di quello vero, il primo proprio amore che uno prova, che è quello per i genitori. E io ho voluto dare uno spazio, ovviamente, del mio cuore proprio a chi mi ha portato nel cuore e mi ha fatto diventare ciò che sono, cioè chi è sempre alle mie spalle, i miei genitori. Te porti in tuo coro, quindi è un grazie a tutti i genitori, soprattutto i miei, che non sono mai stati invadenti, ma che hanno sempre, come dire, aiutato me a coltivare i miei sogni e ad andare avanti. Ancora oggi, nonostante io sia relativamente grande, loro ci sono sempre. Forse questo è l'amore più bello e più puro, perché non ti chiede nulla in cambio. Io però in cambio ho voluto regalare la parte più pura di me, quindi una canzone che potessero sentire maggiormente loro. Che Quindi cosa hanno te risposto? Che cosa hanno risposto i tuoi genitori? Scusa, ma io sono curioso. Allora, ti devo dire, si sono molto emozionati, perché non si aspettavano effettivamente che magari riuscissi a tirare fuori delle cose che effettivamente non ci siamo mai detti, no? Perché io dico sempre, questa canzone è il non detto, tutto quello che io non ho mai avuto il coraggio di dire da vicino, forse anche dandolo per scontato certe volte in modo sbagliato. Ho trovato il coraggio di dirlo dopo, perché poi a un certo punto tu cresci e ti rendi conto di tanti sacrifici, di tante cose che magari prima davi per scontato perché i tuoi genitori ti hanno fatto, ti devono crescere e così è. E in verità non è proprio così, perché è una fortuna che non tutti hanno. Io l'ho avuta e come dico sempre, come ti ho detto anche tante altre volte, l'amore per la musica è nato anche dai miei genitori, quindi come poter fare, insomma, se non dedicargli una canzone? Stupendo, stupendo, stupendo. E infatti io ti avevo detto come battuta sarebbe bella avere anche la traduzione in italiano, perché avete capito, cioè questa è davvero una canzone dedicata ai nostri genitori, ma io aggiungo anche ai nostri nonni, a quegli affetti che magari non ci sono più, o che ci sono, ma non siamo mai riusciti a fargliela capire questa cosa, perché comunque il rapporto d'affetto c'è, ma non sempre con i nostri genitori riusciamo a essere così aperti. Ci vorrebbe una traduzione anche in italiano, ma mi dicevi tu, non sarebbe più la stessa cosa, No, non sai, io Sabrina. ci ho provato, però c'era sempre quel qualcosa che mi faceva dire non è quello che voglio dire, manca sempre, manca sempre. E il napoletano in questo caso mi è stato un amico fedele. No, no, ma hai E non, hai ragione, cioè anche le altre non ho lingue, gli potuto fare altri dialetti. diversamente. Quello che si dice nel dialetto non riesce a essere reso in italiano, sono dei termini proprio che l'italiano non può assolutamente rendere. Quindi tu con i tuoi genitori parli in napoletano, non si parla italiano in famiglia? No, no, si parla in italiano. Infatti all'inizio è stato un po' uno shock, nel senso che hanno detto: "Ma come? Come mai, insomma, hai preferito scriverlo totalmente in napoletano?" Ma perché certe cose forse anche un po', per richiamare la saggezza, no, del detto,
che mi sembrava poi lasciarlo troppo nudo senza il contorno in napoletano, anche perché io scrivo, cioè dico una frase della canzone che te porti in tuo cuore, scritto in coppa un biglietto, che mi fai prima che te ne vai, che mi fa capire che si sta qua, tradotto, che tu mi lasci scritto su un biglietto e me lo lasci magari accanto per farmi capire che ci sei stato, però senza essere invadente. Quindi hai Stupendo. lasciato comunque un segno di te. Stupendo, stupendo signori. La Sabrina Russo ha voluto utilizzare la lingua del cuore. Ormai conosciamo tutte le lingue del mondo, le parliamo tramite i computer, ma la nostra lingua del cuore è la lingua dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri avi. Sabrina Russo da Napoli, da cercare sugli store digitali, da cercare su Instagram, perché ora tu ti sei data quasi del diversamente giovane, ma tu sei giovanissima. Quanti anni hai? 25. 25 anni, signori. E che fa? È cantante, cantautrice, è ricercatrice di emozioni, non soltanto in lingua ma anche strumentali. Adesso arriviamo. È insegnante non conto più le lauree, tutte i diplomi. Mi devi aggiornare, scusami, ma ho perso il conto, Sabrina. Quali sono stati gli ultimi successi? Allora, gli ultimi successi sono stati proprio di quest'anno, le ultime 2 lauree, la prima in composizione jazz e la seconda in composizione pop rock per canzoni e colonne sonore. Quindi Stupendo. è bella lunga. Stupendo, no, ma soprattutto, ripeto, è un bel biglietto da visita per una ragazza di 25 anni e che comincia adesso, no, ha cominciato molto prima, ma sta arrivando lontano, tanto che oltre all'impegno con la musica, proprio quella verace napoletana e quest'ultimo pezzo, Te porto dinto core, attenzione, vi faccio sentire una cosa che ancora non avete sentito, perché questa è uscita proprio fresco fresco, si cimenta anche nella musica strumentale un album jazz uscito da pochissimi giorni, si intitola Linea Metropolitana 1, un'orchestra urbana. Avete capito bene che queste sono le fermate della metropolitana. Vi faccio sentire uno spezzone di Policlinico. Ma cos'è venuto in mente a questa giovane 25enne Sabrina Russo? Sabrina, raccontaci, dai. Sì, allora, in verità, diciamo questo disco ha una storia un po' particolare, a tratti simpatica, a tratti meno, in quanto io ho dovuto cambiare la mia tesi magistrale ben 3 volte, in quanto non riuscivo mai a trovare un punto di incontro con il mio relatore. Al che lui mi chiede: voglio qualcosa che sia totalmente nuovo e che sia qualcosa che ti ha accompagnato in questi anni. Letteralmente, io ho preso le sue parole, cosa mi ha accompagnato in questi anni? La metropolitana, tutti i giorni della mia vita. Quindi ho detto, prendiamo le fermate più importanti, che sono state alla fine per me una sorta di trampolini, o comunque sia ogni fermata ha un ricordo ben preciso,
e quindi ho deciso di dedicare 6 composizioni diverse. Ed è casuale il fatto che tu abbia scelto Policlinico, mi fa molto ridere perché quest'idea mi è arrivata proprio in quel momento, cioè io ero seduta sulla panchina, aspettavo, e mentre arrivava il treno io vedevo queste persone che salivano e scendevano di fretta, meno di fretta, vedevo generazioni diverse, magari persone un po' più anziane, ragazzi, perché insomma al Policlinico abbiamo anche la facoltà di medicina, e tra l'altro ho perso anche la metro in quel momento perché ero molto presa dai miei pensieri, però pensai, ho trovato la risposta alla mia domanda. Qui c'è una storia, cioè se io osservo e guardo le persone, c'è tanto da raccontare ad una fermata che è anonima. Allora, quali sono le fermate che per me non sono poi tanto anonime perché le conosco benissimo? E quindi, partendo da Policlinico, ovviamente poi chi verrà a Napoli magari vedrà le fermate con un occhio diverso, sono Policlinico, Vanvitelli, Dante, Toledo, Università e Garibaldi, quindi ognuna ha un suo perché. Un'altra molto particolare che io adoro è Dante, perché Dante è la fermata proprio dove io scendevo per andare in conservatorio. Quindi quella forse è l'unica non scritta per big band, ma è scritta per quintetto, in onore dei 5 anni di conservatorio. E ho utilizzato un contraffact, che sarebbe una struttura armonica che già esiste di un brano, che è il brano con cui io sono entrata all'ammissione in conservatorio, quindi un cerchio un po' che si è chiuso. E quindi così nasce Policlinico, in un modo insomma totalmente insolito, però molto simpatico e divertente. Ci piace, ci piace, ci piace e soprattutto posso già dirti, Sabrina, che questi pezzi saranno inseriti poi dal prossimo anno nella nostra programmazione in rassegna stampa, visto che io metto ogni mezz'ora un pezzo indipendente, molto spesso un pezzo strumentale, in questo caso ci sta veramente perfetto. Cosa hai tirato Grazie. dentro? Chi hai tirato dentro in questo esperimento musicale? C'è qualche collaboratore che vuoi Certo. salutare? Certo, allora, questo disco è stato registrato nella Sala Scarlatti del Conservatorio, quindi intanto io ringrazierei tutti i ragazzi di tecnico del suono del Conservatorio che veramente hanno passato giorni, molti giorni dietro a tutti i miei problemi musicali, perché il microfono non funzionava, la registrazione non mi piaceva e quant'altro, ma soprattutto i musicisti che hanno collaborato a quest'album, in particolar modo a Luigi Lombardi, che è il pianista che è anche l'improvvisatore di tutti i brani, insomma, inerenti al piano, e Rocco Traiettino, che è il sassofonista che ha fatto anche da solista. Ovviamente aggiungerei anche Alfonso Buono, che non ha suonato, però mi ha aiutato poi a fare il missaggio di tutti i brani. Veramente la notte per lui non esisteva più perché doveva per forza ascoltare me, però è riuscito a far suonare bene tutto ciò che volevo, quindi veramente Alfonso sei stato meraviglioso, grazie. Bello, 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 signori, sentire da una ragazza di 25 anni l'amore per la sua lingua, ma anche, vedete, un'apertura musicale incredibile, facendo squadra e facendo anche della cultura. Cercate Linea Metropolitana 1, un'orchestra urbana, così si fa chiamare questo mini LP di Sabrina Russo, facilmente recuperabile sugli store digitali, ma semplicemente anche su YouTube. Sabrina Russo, Linea Metropolitana 1. Ed è bello anche questo pensiero alle varie fermate della metropolitana, anche noi qui a Milano. Sì, io Francesco, se io ti chiedo ma dimmi una fermata della metropolitana a cui sei particolarmente legato. Dai, in 5 secondi rispondimi, 5 secondi, vai. Turro. Turro, vedi, perché Turro? Perché? Perché? Perché ci ho abitato 3 anni. Eccolo lì, vedi, c'è un motivo per tutto. Oppure, che ne so, in quell'altra, perché? Perché ho incontrato la mia prima fidanzata. In quella, io, ragazzi, ai tempi delle prime radio libere, avevo ogni pomeriggio un appuntamento con una ragazzina diversa a una fermata della metropolitana. Ricordi pazzeschi. Maiale. Amichevolmente, e andavo sempre con un mio amico, in modo che se la ragazzina era brutta, dicevo Sammy Varin, è lui, è lui, è lui, in modo che se lasciamo stare, Ancora ok. più Questa è maiale. carinissima Sì, comunque. sì, basta, mi sono autocensurato. Sabrina, basta con gli scherzi, veramente complimenti, 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 perché hai tanto da raccontare. Noi dovremmo fare una diretta a fiume, ma la faremo, perché io ti aspetto qua a Milano, so che prossimamente ci Già passerai sai, da già queste sai. parti, eh?
Già sai, mi sto organizzando. Appena La vieni a prossima sarà Milano, vicino. esatto, a Foricentro, segnati questa fermata della metropolitana, a cui puoi Foricentro, dedicare se vabbè. vuoi una canzone, però la devi cantare in milanese. A Foricentro è la fermata Ok. della metropolitana della linea gialla più vicina a Radio Libertà, e chiaramente ci passiamo qualche ora insieme nei nostri studi. Oh, tanti Va auguri. benissimo. Grazie di cuore e soprattutto auguri di buon Natale a tutti quanti. Buon Santo Natale a te e a tutti coloro che ancora credono nella cultura, che significa anche valori, religione, lingue, dialetti, territorio, scritto con la T maiuscola. Grazie. Sabrina Russo, a prestissimo. Ciao a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è le 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti, io sono Giulia Prisco e sono qui quest'oggi per dirvi che insieme a Daniele Piovani abbiamo realizzato un nuovo album di Natale nato appunto dal desiderio di portare un po' di luce ed emozione in ogni caso in questo periodo speciale dell'anno. Ringrazio ancora tantissimo di cuore Radio Libertà e un caro saluto a tutti voi che ci state ascoltando. Buon Natale e buona musica! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Roba buona, certo, ve lo dicevo, io non mollo, assolutamente non mollo. Ogni mezz'ora una canzone di Natale, un classico come in questo caso, ma a volte anche pezzi nuovi, nuovissimi, usciti in questi giorni e che non ascolterete sulle altre grosse, grasse radio perché non fanno business, anche se sono cantate con il cuore. In questo caso Giulia Prisco con Feliz Navidad ci ha portato alle 11:38 minuti primi, signori. Piatto ricco, amici fico, tra poco arrivano i vostri WhatsApp. Sì, non esco da via Bellerio se non ho letto le vostre meditazioni sulla rassegna stampa. Mi metto le mani nei pochi peli che mi sono rimasti sopra la cucuzza. Avete scritto di tutto, di più. Subito però, no, bisogna parlare anche con i nostri amici bacchettoni, anche perché siamo decisamente sulla via del Natale. Ogni lunedì intorno a quest'ora ci colleghiamo con Matteo Orlando, che è direttore di informazionecattolica.it, uno di quei siti che bisogna sbirciare ogni tanto. Vi fa bene alla salute e soprattutto alla controinformazione. Ci colleghiamo quindi con Matteo Orlando. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con gli articoli pubblicati sul nostro primo sito informazionecattolica.it. Angelica La Rosa, con un articolo dal titolo Irlanda stop all'aborto fino al 9° mese, ci ha ricordato che il crollo del cattolicesimo e l'accettazione della cultura della morte hanno portato prima il paese a legalizzare nel 2018 l'aborto fino alla 12ª settimana di gravidanza tramite un referendum. Adesso lo stesso popolo irlandese ha corso il rischio di vedere esteso l'aborto fino alle 22 settimane, più altre motivazioni che in sostanza lo avrebbero esteso addirittura fino al 9° mese. Però fortunatamente la Camera Bassa del Parlamento irlandese ha respinto, anche se con uno scarto strettissimo, questa proposta legislativa e quindi rimane il precedente limite, quel precedente limite delle 12 settimane che comunque ha portato a un drammatico aumento degli aborti dalla legalizzazione ad oggi. Infatti, tra il 2019 e il 2021, per ogni 10 nascite un bambino è stato abortito in quel paese e nel 2022 gli aborti sono aumentati del 25%. In un altro articolo, Jacopo Coghe di Provita e Famiglia ha denunciato che è vergognoso trattenere i bambini senza la loro famiglia. Ci riferiamo alla famiglia anglo-australiana che viveva nel bosco. È uno scandalo trattenere quei bambini con i servizi sociali e negare loro il diritto di passare il Natale con i genitori. Questo strapotere dello Stato è una ferita intollerabile. Ci uniamo anche noi a Coghe per chiedere al ministro Nordio di velocizzare l'iter di verifica della procedura giudiziaria in corso e di tutelare il primato educativo dei coniugi. Su questo stesso tema abbiamo pubblicato anche una lettera di una nostra lettrice con il titolo Viva la scuola parentale. Questa signora insieme al marito descrivono la scelta fatta per la loro primogenita di frequentare una scuola cattolica parentale con un programma che prevede un'istruzione fondata su Gesù Cristo e una comunità educante con forti valori, e noi riportiamo quanto ci descrive la signora: una scuola libera dal genere, una scuola libera da tutte le ideologie che ormai imperversano nella scuola pubblica che comunque, ricorda la signora nella lettera, ha anche aspetti positivi perché alcuni insegnanti, alcuni dirigenti con determinati valori sono rimasti. Sempre Angelica La Rosa, in un articolo intitolato Yiannopoulos dire che si nasce gay non è scienza ma strategia di marketing, ha ricordato che Milo Yiannopoulos, autore, attivista di destra e commentatore politico britannico, cattolico praticante, che è stato gay, ha affermato che l'idea secondo cui si nasce gay è stata creata come una strategia di marketing e ha respinto così il cosiddetto paradigma essenzialista, secondo il quale l'orientamento sessuale sarebbe un tratto innato ed essenziale della personalità determinato da fattori genetici. Invece, per l'attivista britannico, alla luce dei dati degli studi sui gemelli,
non ci sono dubbi sul fatto che l'attrazione verso lo stesso sesso non abbia una causa genetica, ma debba essere piuttosto ricondotta a un insieme di fattori. Milo ha affermato che l'omosessualità è una risposta a un trauma capace di determinare lo sviluppo psicologico e affettivo di una persona, e a questo proposito ha fatto riferimento al proprio caso: una famiglia distrutta, rapporti molto difficili con un patrigno e infine abusi sessuali subiti durante l'adolescenza. Milo Yiannopoulos, per avere parlato dell'omosessualità in questa maniera, quindi non conforme alla ideologia gender, è stato espulso da Twitter, ora X, Facebook, Instagram, Patreon e altre piattaforme. I suoi libri sono stati cancellati, a volte i suoi stessi avvocati hanno rinunciato a difenderlo e le sue apparizioni pubbliche nelle università sono state proibite e l'Australia gli ha persino negato il visto d'ingresso nel paese. Fortunatamente negli Stati Uniti, dove attualmente risiede, c'è un ampio margine di libertà di espressione, ma in altri paesi quello che lui dice potrebbe essere considerato un reato. Sempre Angelica La Rosa, con un articolo dal titolo "Contante, altra occasione persa dal governo Meloni", ci ricorda che il ritiro dell'emendamento sul contante, che avrebbe permesso di poter pagare fino a 10.000 euro, seppure con una tassa, rappresenta l'ennesima occasione persa da parte del governo, che ancora una volta rinuncia ad affermare con chiarezza un principio di libertà economica tanto semplice quanto fondamentale: il diritto dei cittadini a disporre del proprio denaro senza essere costantemente sorvegliati, condizionati o moralmente sospettati. L'innalzamento del tetto al contante, anche accompagnato da una imposta di bollo come nella proposta, avrebbe segnato un cambio di passo concreto rispetto a una visione punitiva e ideologica della moneta fisica, trattata negli ultimi anni come una anomalia da tollerare a malincuore, anziché come uno strumento legittimo di scambio. Il contante non è il simbolo della illegalità, come troppo spesso si lascia intendere, soprattutto a sinistra, ma è uno strumento di libertà, di riservatezza, di inclusione, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, per gli anziani, per chi vive in aree marginali o semplicemente per chi non vuole essere obbligato a dipendere da intermediari finanziari e infrastrutture digitali. E questo dovrebbe farci riflettere anche sulla nostra sovranità economica. Passando oltre, il professor Francesco Bellanti, con un articolo dal titolo "Un consiglio fraterno, non comprate i suoi libri", ci ha invitato a non comprare la spazzatura teologica del cosiddetto teologo e filosofo Vito Mancuso, perché anche con il suo ultimo libro, Gesù è congiunzione il Cristo, presenta il solito suo cristianesimo ridotto a morale, universale, elegante e salottiero, che trascura ciò che veramente è fondamentale nel cristianesimo: il mistero della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. Non esistono, scrive Bellanti, un Gesù storico e un Cristo idea da seguire, perché Gesù è il Cristo, è verbo. Senza questo, caro Mancuso, dice Bellanti, il cristianesimo non esiste. Il cristianesimo non sarebbe la religione universale salvifica, ma per Mancuso e altri una spiritualità civile, un percorso umano, un pensiero correttissimo e innocuo, buono per convegni e salotti avidi di novità orientali, di percorsi umani. Su Infobreak, l'altro nostro sito, infobreak.it, in un articolo dal titolo "L'Italia sta morendo", abbiamo parlato dei dati diffusi dall'Istat che segnano un punto di non ritorno. Infatti, se in Italia si arriva al minimo storico di figli per donna, vale a dire 1,18, e a un saldo naturale pesantemente negativo tra nuovi nati e morti, meno 283.165, significa che mettere al mondo un bambino è diventato un percorso ad ostacoli, spesso vissuto nella solitudine e nella incertezza. Praticamente si tratta della resa dello Stato a quello che è un disastro nazionale annunciato da tempo, ma ancora sottovalutato da società e istituzioni. Da anni, infatti, assistiamo a una cultura che banalizza la maternità e il matrimonio in nascituri, addirittura in alcuni casi condannando queste scelte come egoistiche e retrograde. L'Italia sta di fatto morendo a causa di questa stessa cultura, che
che spinge a considerare il figlio come un problema da rimandare o peggio da evitare. Servono quindi scelte nette, immediate, in grado di rimettere al centro la famiglia, la natalità e la tutela della vita, con misure politiche ed economiche strutturali, incentivi costanti al posto di pochi e sporadici bonus per i nuovi nati e aiuto alle famiglie numerose. Senza tutte queste opportune riforme saremo sempre più messi male da un punto di vista demografico. Infine, carissimo Semmi, non potevamo non pubblicare un articolo che abbiamo intitolato Un esempio di giustizia politica, il caso Open Arms Salvini. Abbiamo parlato dell'assoluzione definitiva per Matteo Salvini, per quanto ha stabilito la quinta sezione della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della Procura di Palermo nell'ambito del processo Open Arms, relativamente ai fatti del 2019 per le accuse di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Difendere i confini non è reato, è stato il commento del vice premier Matteo Salvini dopo la decisione, mentre la sua legale, l'avvocato e deputata Giulia Bongiorno, ha sottolineato come il processo non dovesse nemmeno iniziare. Da questa notizia, che chiude evidentemente una vicenda giudiziaria durata anni, nasce una riflessione amara e necessaria sullo stato della giustizia italiana, sul tempo enormemente sottratto ad altri processi e sui costi inevitabili. Anni di indagine, udienze, ricorsi, discussioni pubbliche, polemiche mediatiche, mobilitazione di apparati dello Stato, risorse economiche dei contribuenti sono stati impiegati per un processo politico, sostanzialmente, per cercare di condannare le azioni compiute da un ministro nell'esercizio delle sue funzioni. E quindi il nostro articolo cerca di riflettere anche su tutti questi guai e altri della giustizia in Italia. Purtroppo spesso si portano avanti battaglie ideologiche e si punta poco alla vera giustizia. Ecco, carissimo Semmi, per questo lunedì abbiamo concluso. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi invitiamo a seguirci lunedì prossimo e intanto auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà un Santo Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Carissimo Semmi, tanti auguri di buon Natale anche a te e a tutti i collaboratori di Radio Libertà. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Auguri di buon Santo Natale a Matteo Orlando, a tutti i collaboratori di informazionecattolica.it. Se avete qualche ora di tempo, sbirciate questo sito durante le vacanze di Natale perché fa bene alla salute. Buon Natale, buon anno nuovo a tutti voi. So che siete in tanti che mi ascoltate già dalle località sciistiche, perché Radio Libertà si ascolta anche lì in DAB. Ricordate, in macchina schiacciate DAB sulla vostra autoradio, anche in mezzo alle montagne, non dappertutto, c'è sempre qualche zona dove non siamo coperti, ma in gran parte delle principali località sciistiche si ascolta in DAB. Radio Libertà. Poi chiaro, se avete un telefonino e c'è campo, basta scaricare l'applicazione di Radio Libertà e ci portate ovunque. Buon riposo, cercate di staccare qualche ora se ci riuscite. Noi non ci riusciamo e saremo sempre in diretta, non il giorno di Natale, ma a Santo Stefano, ad esempio, tutta la mattina. Sammy Varin sarà con voi insieme ad Antonino Danna. Faremo follie con le vostre telefonate allo 0292947222, ma anche i WhatsApp al 3406709659. E questa mattina mi avete bombardato. Mauro, buongiorno. I centri sociali sono un problema di illegalità, estremismo che spesso trascende anche l'apologia di reato. Chi vuole fare volontariato si costituisca in associazioni no profit regolari. I centri sociali vanno smantellati a prescindere dalla loro appartenenza politica. E in effetti questa mattina una delle domande che vi ho fatto è questa: centro sociale vuol dire illegale? È sinonimo di illegalità? O ci sono dei centri sociali che sono legali, che non occupano niente, che non fanno niente di male? Secondo me ci sono, quindi smantellarli sì, ma solo quelli che effettivamente stanno compiendo un reato.
fuggire come la peste da pediatri e psicologi, scrive qualcun altro sempre sulla rassegna stampa, naturalmente su una delle notizie che riguarda la famiglia nel bosco. Rimarranno separati a Natale, siamo qui che aspettiamo. Sammy non era nera ma negra, è puro italiano, caro Enzo, è puro italiano del passato, ormai non si può più dire questo. E anche quando c'è un gioco, durante un gioco come la pallavolo, il volley o il calcio, bisogna stare attento a ciò che dici. Gli insulti negli spalti ci sono sempre stati e per fortuna ci saranno sempre, a prescindere dal sesso o dalla pelle nera, e purtroppo se il personaggio ha la pelle nera e bisogna dire degli insulti diversi, insomma, cercate di avere fantasia, ragazzi, non dite come in questo caso, ne parla oggi La Stampa, torna al tuo paese. Antonio D'Asiago, a proposito di visite specialistiche, sarebbe proprio opportuno, direi necessario, che molti giudici si sottoponessero a profonde visite psichiatriche. Antonio, lo abbiamo proposto, in passato è successo il finimondo. Tra i tanti brani musicali che sicuramente avrete in archivio, non capisco perché continuate a mettere quel brano con quei finti miagoli. Sta parlando del pezzo di Rossini alle 7:25. L'altro giorno è stato messo per un'ora di seguito. Penso che sia andato in loop il mixer, ma non ha senso. Oh, ma ci mancherebbe, Jenny, se l'hai sentito un'ora di seguito, forse non era magari il nostro mixer, ma era il segnale su internet che è andato in tilt. Guarda che è possibile, purtroppo internet fa anche questi scherzi. Si dice sempre che negli scontri vi siano pochi facinorosi che mettono, diciamo così, a ferro e fuoco alcune zone della città, ma se sono pochi, perché la polizia non li blocca, li arresta? Così, se sono pochi, dopo non ci dovrebbero essere più scontri. Non è che ci vuole un Einstein per fare questo ragionamento, ma forse non sono proprio così pochi. Interessante meditazione. E ancora i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Ricordiamo anche le inchieste sui gravissimi danni provocati ai nostri militari dall'uranio impoverito, dimenticati dal governo di allora, trattati come spazzatura. Brava Antonia, e chi ha denunciato tutto questo è stato un generale che si chiama Vannacci. Lo sapevate? La manovra del centrodestra limitata e un po' recessiva andrà a sistemare, compresa quella che faranno anche l'anno prossimo, i conti, in modo che poi, quando malauguratamente andrà su al governo la sinistra, si troveranno la tavola bella apparecchiata, faranno anche bella figura mettendo invece dei benefici per i cittadini. No, non ci andrà la sinistra, vai tranquillo, ma vai coi WhatsApp. Puoi chiedere a Molinari per la legge in discussione nella finanziaria che impone a tutti i condomini di pagare per chi non paga? Se mi puoi spiegare meglio. Buon Natale Gabri, stai tranquilla, non passa. Bene fa Salvini a tenere la barra dritta sul blocco dell'invio armi all'Ucraina. La Lega avrà un ritorno da questa posizione, ma non vuole un ritorno, semplicemente è quello che ci chiedete da settimane. La maggior parte del popolo italiano non ne può più di questa posizione a oltranza di alimentare il fuoco della guerra che ci avvicina al punto di non ritorno verso una guerra nucleare, scrive Battista. E ancora i vostri WhatsApp. La Meloni occorre che stia più in Italia a fare i nostri interessi con i problemi interni, anche rispetto a una manovra con molti dubbi, e per gli abbracci con Zelensky c'è tempo, che dimostri la sua autonomia finanziaria di Stato, scrive Maurizio. E ancora, buongiorno, non so chi sia signore che parla di pensioni, ma se desidera che la Lega nel 2027 vada al 2% è sulla buona strada, in compagnia di Giorgetti. Caro Alessandro, dai che oggi c'è una bella intervista con Federica, ci mancherebbe altro che iniziamo a toccare le pensioni di anzianità. Lo sai che abbiamo fatto cadere un governo che voleva toccare le pensioni, ti ricordi? Mi aspetto che finalmente venga sgomberato a Milano il centro sociale Il Cantiere, in via Monterosa 84, che si è impossessato da tanti anni della palazzina Liberty, che hanno dipinto in modo indecente, che prima ospitava il glorioso Derby Club.
Qualcosa si sta muovendo, insomma. Basterebbe fare in modo che INPS paghi solo le pensioni di coloro che hanno versato i contributi e non fosse prosciugata da casse integrazioni varie e pensioni erogate a cazzo. Ma ragazzi, veramente sono decine i WhatsApp che stanno arrivando e non riesco a starci dietro, anche perché oltre ai miei ci sono anche quelli di Giulio Cainarca, è vero. Cioè, è proprio così. Sto per andarmene, ma prima volevo leggervi. Arriva la belva civile tra poco. Il nostro parlamentare Ottaviani è riuscito a registrarla nonostante fosse un po' anche lui influenzato, e gli facciamo tanti auguri, eroe, per non mancare insieme a voi commentando gli ultimissimi argomenti. Volevo leggervi un appuntamento da non scordare. Già, targato oggi, questa sera, 22 dicembre, ore 21, panettonata di Natale al Punto Lega Milano in via Esterle 29. Dai, brindiamo, gustiamo una fetta di panettone, ci scambiamo gli auguri in un'atmosfera calda e conviviale. Una bella idea anche per parlare del futuro di Milano con il segretario provinciale della Lega e tanti leghisti. Questa sera, ore 21, panettonata di Natale al Punto Lega di Milano in via Esterle 29. E qui c'è la voce di Sammy Varin che se ne va per davvero, ringraziando Francesco in regia, voi per i tantissimi messaggi e anche per i vostri giri che state facendo qui in Bellerio per portarci un panettoncino, quei famosi 5 euro e soprattutto tanto amore, che è la cosa più bella, un affetto stupendo che ci sta arrivando da parte vostra, anche lo sentiamo anche a distanza attraverso i vostri messaggi e i vostri contributi sul conto corrente 37671294. Non ve lo ricordo ogni attimo, ma ogni volta che passa di qua il nostro amministratore mi fa cenno così: 5 euro, che poi magari sono 50 o magari fossero 500, grazie a chi sostiene Radio Libertà. A domani, è una minaccia, ore 7:30.